Susi Candiago, Luca Balbinot, Yuki D'Emilia, Alessandro Del Bianco, Irma Visalli. Eccoli in ordine alfabetico e con alternanza di genere i 5 candidati dem bellunesi pronti alla sfida delle regionali che il centro-sinistra ha già lanciato da settimane con Giovanni Manildo, candidato presidente del Veneto. Siamo fieri di dire che è la prima lista che viene presentata nel panorama di queste regionali 2025, lista che la nostra assemblea ha approvato all'unanimità e Alessandro in quanto uno dei candidati si è autosospeso. Alessandro è Alessandro Del Bianco, segretario del PD di Belluno, il cui lavoro in questi anni è stato definito linfa vitale del cambiamento del partito, le cui sorti temporaneamente saranno rette dalla vice segretaria Marta Piccinotti. Sui nomi dei candidati il lavoro è stato importante in questi mesi. La scelta ha tenuto conto dell'età, della rappresentanza territoriale e delle competenze. Siamo l'unica lista nel panorama, ma siamo anche in effetti in un momento nel quale non sapremo neanche quando avverranno queste elezioni regionali. Questo pensiamo ci dia un buon vantaggio e vorremmo sfruttarlo appieno, infatti la nostra campagna inizierà molto presto. Rete, comunità e passione saranno il motore della campagna elettorale. Il calendario degli incontri è già in fieri e nel programma sono imprescindibili i temi della montagna, a partire dalla richiesta di potenziamento della sanità pubblica, ai trasporti, alla residenzialità per invertire la rotta dello spopolamento con un grande investimento sul patrimonio edilizio pubblico e residenziale. Una visione integrata della montagna all'area metropolitana del Veneto, con la prima pronta a rivendicare le proprie istanze con la schiena dritta.